Bene, eccoci anche oggi insieme, puntata dedicata al futuro, non tanto per l'oggetto che è molto concreto, cioè già applicato anche nel nostro paese, si chiama Beacon, poi spiegheremo meglio che cos'è, ma dico puntata volta al futuro soprattutto per l'esperienza del nostro ospite che è Fulvio Menegozzo, cofondatore di Egon, startup innovativa che ha sede a Padova, nata nel 2015. Dall'esperienza del nostro ospite, insieme a Giampaolo Ferrarin e Gianmarco Crismale, eravate tutti e tre negli Stati Uniti a New York e dove avete creato un social network che si chiama QuickWord. Allora, la prima domanda è, eravate tre cervelli in fuga e siete tornati indietro? Esatto, sì. Siamo partiti, abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi, o più che altro diciamo che non è così facile come può sembrare, nel senso dire prendere parto non è un'esperienza così immediata, così facile, ti devi scontrare comunque con dei paesi esteri che hanno la loro burocrazia, con un sistema che ovviamente in questo periodo poi tra l'altro abbastanza travagliato tra crisi europea, migrazioni varie, non è così permissivo, ecco. Quindi comunque abbiamo incontrato sicuramente non poche difficoltà. A me all'ambasciata per esempio il visto è stato negato 2 volte per motivi burocratici. Purtroppo non è così semplice, insomma, come a volte si racconta, nel senso ogni storia ha dietro le proprie difficoltà, i propri sacrifici, insomma, ecco perché il ritorno. Ecco, ho letto nei materiali pervenuti, il vostro paradigma di riferimento è la innovazione. Sì. Cioè dall'Italia a New York sono solo 8 ore di volo oppure si volta proprio pagina? Ma a volte, come mi piace dire, ed è il motivo per cui Egon oggi è costituita da un team di 32 persone e stiamo facendo, in 1 anno e mezzo, sì, e stiamo facendo i sacrifici che abbiamo deciso di fare, è perché abbiamo guardato oltre la siepe, come dice la citazione, ed è completamente diverso, nel senso che c'è una dinamica, c'è una competitività, c'è una velocità totalmente diversa, che per noi è stata musa ispiratrice, insomma, di quello che oggi cerchiamo di fare, perché è sempre un cercare di fare, nel senso nessuno ha la sicurezza di quello che sarà, però sappiamo che se muoviamo oggi bene i nostri passi e non stiamo fermi, forse riusciamo a raggiungere degli obiettivi ben precisi. Comunque è tutto diverso, ecco, sì. Questo Prima di arrivare a parlare di Beacon, che è questo strumento, questo aggeggetto insomma, che potrebbe rivoluzionare il settore turistico-culturale del nostro paese, mi diverte anche chiedere un'altra cosa. Ho letto, Egon è fucina creativa di idee e progetti in 4 aree ben definite per voi, come vi dicevo prima, che sono Digital Health, Gaming, Yacht e Fintech. Possiamo tradurre? Sì, beh, Digital 30 Health... dipendenti come se fosse una media impresa, insomma, piccola media impresa. È una bella avventura, una bella squadra. E Digital Health non è altro che appunto la medicina digitale, quello che oggi comunque è la ricetta digitalizzata, è il gestionale per i medici, è questo grande diciamo, scambio di informazioni e dati con la relativa sicurezza che comunque nei paesi esteri stanno già adottando. Uno dei dati è che appunto per esempio dal 2014 c'era il 20% dei medici più o meno americani che adottava sistemi di appunto digital health e oggi sono quasi più del 50%, insomma, quindi quando noi ancora siamo un po' fermi e radicati sui vecchi sistemi, si sta evolvendo e voglio dire che cioè, lo stetoscopio funziona sempre. Sì, funziona sempre, ma no, diciamo che la tecnologia ovviamente come in tutte le cose è un valido aiuto, bisogna saperlo utilizzare, non deve diventare un'arma contraria, insomma. Però c'è molto da fare, è un settore molto, molto ricco anche perché si fanno degli buoni investimenti, è un buon periodo per lavorare, insomma, su questo settore ed è bene che insomma, ci portiamo al passo con le cose perché il resto del mondo cambia. E poi appunto cioè, il gaming, perché per noi i videogiochi è una robetta, in realtà c'è un'industria dietro. Ma c'è assolutamente un'industria, anche qua si parla di capitali, ma questo da sempre, che noi ne siamo poco consapevoli perché come anche il cinema, i capitali che girano nel mondo Hollywood, il mondo del gioco è più o meno simile, quindi vede più paesi come l'America fare grossi investimenti, le grosse major dello sviluppo dei videogiochi sono straniere, però è un settore che sta ritornando anche molto in Italia perché ovviamente la nostra capacità, la nostra creatività, per fortuna siamo ancora riconosciuti nel mondo. Tantissimi dei manager, anche nei videogiochi, tantissimi dei manager delle più grandi software house dello sviluppo dei videogiochi stranieri sono italiani.
quindi tantissimi manager della parte creativa, business, sono ingegneri italiani spesso, sono persone quando parliamo italiane. di videogiochi, adesso farò sorridere, capisco che arrivo da un'altra generazione, parliamo di Super Mario, cioè quel tipo di gioco là, o parliamo dei casino online? No, allora il mondo è tutto, nel senso che comunque sono dei grandi business. Noi prediliamo di più ovviamente quelli che fanno divertire anche noi, che non sono i casino online, ma sono più il Mario Bros, insomma, della situazione. C'è più spazio alla creatività, c'è più spazio al gioco proprio. Però il mondo game, quando si parla di gaming, in realtà è un mondo applicato magari anche alla parte industria, alla parte business, perché comunque si possono creare dei giochi per migliorare l'efficienza del mondo produttivo, per migliorare l'efficienza di produzione all'interno dell'azienda. Per esempio la Lego ha un sistema che si chiama Serious Play, che è un sistema che hanno inventato in Lego con l'utilizzo dei mattoncini Lego per far lavorare le persone e i team, quindi per far capire come il gioco può aiutare nel far lavorare meglio i team di lavoro sostanzialmente. Ecco. Quindi c'è tutto un mondo legato al mondo dei giochi. I giochi anche legati alla sanità digitale, dove noi stiamo sviluppando anche dei giochi legati appunto magari ai malati di Alzheimer, che adesso stiamo supportando appunto un progetto di un ragazzo che tra poco svilupperemo, insomma, questa applicazione, che è un gioco su cui è stata fatta della ricerca, quindi basato su della ricerca, che rallenta l'avanzamento dell'Alzheimer, insomma. Quindi il gioco a 360 gradi. IoT significa? IoT, Internet of Thinking, sì. Sono gli oggetti che comunicano col cloud sostanzialmente, quindi oggetti che interagiscono con noi, ma che poi hanno la possibilità di connettersi a internet, parlare tra di loro e creare un sistema di appunto interconnessione per ovviamente dare un servizio maggiore alle persone che li utilizzano. I beacon possono far parte di oggetti IoT sostanzialmente. Da fintech parliamo di finanza. Finanza tecnologica, esatto, quindi tutto quello che è moneta virtuale, transazioni, blockchain, sidechain, sono tutti dei sistemi oggi appunto che riguardano la finanza tecnologica. Il Bitcoin è il più famoso di tutti, sì, ma ne esistono molti altri, insomma. Ecco, torniamo ai beacon, che è stato l'oggetto, cioè, abbiamo dedicato 8 minuti a capire questo mondo GON che devo dire ai più credo sia sorprendente, poi perché sono fenomeni economici di grande importanza, insomma, 30 dipendenti in un anno e mezzo, chapeau. Grazie. Allora, i beacon sono degli oggettini, non so come definirli, come li chiamate? Sì, sono degli oggetti, sono dei ciottoli sostanzialmente. Noi utilizziamo quelli di un'azienda appunto a cui noi siamo affezionati, che è la Estimot, che è una startup americana, che è una di quelle che attualmente ha fatto dei prodotti qualitativamente molto buoni. Ecco, praticamente questi oggetti vengono messi in zone nevralgiche della città piuttosto che vicino ai monumenti, e mandano delle informazioni sullo smartphone del turista che mi pare giri entro un raggio di un centinaio di metri. No? Beh, è molto meno complesso forse di quello che si può pensare, nel senso che è un oggettino appunto elettronico che, con una batteria che ha la durata di 3 anni circa, che comunica in Bluetooth low energy, quindi con basso dispendio di batteria da parte dei telefoni, con appunto i device degli utenti, e ha la possibilità di comunicare il messaggio che è online, diciamo, alle persone che si avvicinano a questo beacon. Si può decidere l'area in cui l'utente entra, esatto, come distanza, e una volta che l'utente è all'interno, con l'applicazione dedicata appunto all'attività che si vuole comunicare, che può essere un negozio come appunto la regione che vuole comunicare dei musei o delle opere che ci sono all'interno della città, e quando l'utente arriva in procinto appunto del beacon, questo beacon si accorge che c'è il device dell'utente in prossimità e gli comunica questo messaggio sostanzialmente, quindi può interagire con il telefono dell'utente. Questo presuppone però che noi giriamo sempre col telefono in mano, però.
quelli ormai come me sono tagliati fuori, quelli cercano il pannello per capire cosa stanno secondo me guardando. lo facciamo già in realtà, girare col telefono in mano, insomma, quindi è un'evoluzione, no? È un mondo che si muove, nel senso, in realtà ce l'abbiamo già il telefono in mano e questo serve solo per aiutare, non ultimo, nel senso può anche essere usato, appunto, ci sono molti progetti per esempio per i non vedenti che hanno la possibilità. Non ho la possibilità di vedere un monumento, non so esattamente dove sia, però quando magari entro in prossimità del monumento il beacon può comunicarmi il messaggio e quindi darmi il messaggio vocale, la descrizione magari del monumento che non riesco a vedere ma che ho la possibilità di vivere in questo modo, insomma, ecco. Quindi anche qua le applicazioni basta avere creatività e sono infinite. Ecco, per concludere, ma visto che voi arrivate da queste esperienze, siete giovani, i centri decisionali generalmente invece sono frequentati da persone della mia età, cioè, riuscite a dialogare oppure vi guardano come mi guardo io come un po' questi sono matti? Allora non è facile, ci sono diverse dinamiche da scalzare. Diciamo che noi lavoriamo sempre con un presupposto, che il mondo è grande e questo è un po' quello che ci spinge, non ci facciamo abbattere magari dal primo no o dalla prima persona che non capisce. E poi anche là non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, no? Nel senso che noi proviamo a portare dell'innovazione e delle cose che spesso magari sono un po' futuristiche confronto alle effettive possibilità magari del territorio o di altre meccaniche, però che non si può ignorare, nel senso, perché ovviamente è l'inevitabile strada che c'è davanti, perché se non lo facciamo noi lo fa qualcun altro, e questo è il discorso. Ormai bisogna capire che il mondo va un po' oltre, insomma, la nostra regione, la nostra città, e bisogna fare questo passo, insomma, ecco. Mi è duro accettarlo, ma credo che questo sia il futuro vero. Grazie quindi a Fulvio Menegozzo, che è cofondatore della startup innovativa Egon di Padova, che propone questi beacon che tra l'altro sono già stati applicati in maniera sperimentale al Museo Multimediale delle Mura di Padova, nonché al Parco degli Gnomi di Asiago, perché dobbiamo ricordare che il turismo in Italia vale 4,2% del prodotto del nostro paese e il Veneto è la prima regione in Italia per turismo culturale e la sesta in Europa con 70 milioni di presenze e 17 miliardi di fatturato. Insomma, se a queste persone gli diamo anche uno strumento in più, credo che facciamo solo l'interesse dell'economia italiana. Grazie al nostro ospite, grazie per questo salto nel futuro. Un saluto a tutti. Guardo stupito in questo futuro. Comunque grazie, ci si vede domani, alla prossima. Grazie.